Amici bellini, buongiorno. Prima di cominciare con il video io vi faccio vedere una cosa carina, che sono questi ziti, li possiamo chiamare ziti. Ho fatto un sughetto veramente spettacolare, niente di che, una cosa semplice al pomodoro fresco, ma veramente bene. E già che ci siamo, vi faccio anche vedere a che livello, alberello di Natale, vi faccio vedere a che livello sta nevicando a New York. Tutte le strade imbiancate, non c'è niente da fare, la butta giù ed è anche giusto così. Ma ci trasferiamo nello studio perché così facciamo il video dell'approfondimento tattico. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Ed eccoci qua, approfondimento tattico, dove praticamente dobbiamo parlare un pochino di cose. Ma come mai io sono felice, sono quasi sereno, dopo una sconfitta insomma che ci condanna in classifica, insomma è pesante, sconfitta pesante, ma come mai io sono sereno? Lo scoprirete durante questo video. Prima di tutto vi invito a fare le solite cose, iscrivervi al canale Telegram in descrizione e nei commenti, visto che io qualcosa me la dimenticherò a livello di episodi, a livello di occasioni, a livello di rumori. Sentite i rumori? I rumori perché gli spazzaneve stanno passando, perché è importante. Insomma, mi diterete voi nei commenti le cose che mi sto dimenticando, perché me le dimenticherò. Il Napoli studia così bene la partita questa volta. E si potrebbe dire anche che era facile, perché se è vero che Conte non ha il piano B, Gattuso ha studiato bene, facile anche da studiare. Il 3-5-2 di Conte, la solita cosa. Viene fuori un primo tempo molto tattico, di studio anche delle due squadre, però Gattuso ha idea geniale che si nota benissimo. Insigne più basso di Mario Rui. Perché? Perché praticamente Insigne diventa un regista abbassato, il Napoli si prende palla e facciamo noi la partita. E l'idea è quella di far partire Lozano alle spalle dei tre centrali loro, con il lancio di Insigne che era comunque molto ispirato. Mertens se ne portava a spasso un paio, insomma l'idea c'era. E Mario Rui non rimaneva basso, tu puoi abbassare Insigne a fargli fare il regista così e quindi mantieni la linea a 4, no. Mario Rui avanti ad Insigne per tenere schiacciato Darmian. Una roba bellissima, anche coraggiosa, ma senza poi rischiare l'imbucata centrale, perché eravamo protetti da Demme e Bakayoko, centrali che hanno giocato bene, molto bene. E il primo tempo che qualcuno può anche criticare, no? Perché il Napoli comunque ha avuto meno occasioni di quelle che uno si poteva aspettare. Molto tattico, ma non abbiamo sofferto niente. C'è stato solamente un tiro di Lautaro che sbaglia clamorosamente su un errorino di Koulibaly. Adesso facciamo anche le pagelle, perché è importante. Oggi è importante. Insomma, cosa succede? Che il Napoli comunque la gioca bene, abbiamo delle occasioni, purtroppo Mertens si infortuna da solo, poggiando male il piede, e pare si tratti di una distorsione alla caviglia. Speriamo non grave, insomma sicuramente salterà la Lazio e poi si vedrà. Entra Petagna e Petagna comincia a fare il lavoro di Mertens di sfiancamento sui difensori, tenerli occupati, lasciando poi Lozano che si possa inserire qua e là a dare fastidio e a prendersi i cartellini. Perché? Perché è anche un modo di giocare, no? Se ti scappo dietro e ti costringo a fare il fallo e dalle 1 e 2 e 3, ad un certo punto, con un arbitro normale, la squadra che ha deciso solo di difendersi e solo di giocare di contropiede dovrebbe essere penalizzata dai cartellini. Il Napoli contro il Milan riceve un cartellino su Bakayoko nel primo tempo a inizio partita che lo condiziona e poi lo porterà ad essere espulso nel secondo tempo. Mi seguite? Mi seguite? Napoli che col Milan meritava di perdere. Ieri sera no. Ieri sera il Napoli la partita meritava di vincere per come l'ha studiata, per come l'ha messa in pratica, perché a volte studiarla non basta, ma metterla in pratica in quel modo, sì. Nel secondo tempo il Napoli entra ancora meglio, sviluppa quello che deve fare, si sviluppa a 3 e adesso lo dimostreremo con la lavagnetta, quindi ci impostiamo a 3, fa quello che deve fare, cominciamo ad avere altre occasioni, dopodiché si infortuna Brozovic che doveva essere espulso per il secondo cartellino giallo, entra Sensi che è un pochino più propositivo e un po' più fantasioso, l'Inter fa una imbucata, calcio di rigore che ci sta. Insigne che protesta, pare sia partito un vaffa, un vai a cagare, la Gattuso l'ha detto,
E Massa è chiaro, no? Massa non si fa passare non si fa passare la mosca per il naso, ma come ti permetti, te ne vai fuori. La partita è finita. No, la partita non è finita, perché in 10 contro 11 Conte, invece di legittimare, di ringraziare per il regalo e di chiuderla e dimostrare una forza in campionato, visto che devi dimostrare che con questa squadra che hai puoi anche ammazzare le partite con la forza fisica, con la tecnica, no. Toglie una punta, mette un'altra ala, mette Hakimi e comunque non fanno niente, anzi indietreggiano, continuano a fare falli, il Napoli prende campo e in 10 uomini crea le occasioni ancora più clamorose. Quella di Di Lorenzo, quella di Petagna che finisce sul palo, il taglio di Lozano, il tiro di Politano che entra anche bene, insomma, una dietro l'altra, miracoli di il colpo di tacco di Insigne prima che venisse espulso, non dimentichiamo anche quello. Andanovic grande protagonista. L'Inter si porta a casa 3 punti immeritati. Poi uno può dire quello che vuoi tu, ma insomma, punti immeritati. Andiamo alla lavagnetta per vedere voti e anche i movimenti in campo. Allora, la vedete la formazione? Questa era più o meno la formazione del Napoli in fase di non possesso, ma in realtà in fase di non possesso noi ci siamo stati pochissimo perché la palla l'abbiamo tenuta quasi sempre noi. Quindi adesso vi farò vedere come si sono mossi i giocatori in campo. Partiamo da Ospina, io do 5,5 perché non ha avuto modo di fare una parata e poi purtroppo il rigore c'è, poteva fare di più, poteva fare di meno, è stato sfortunato, ok, però non riesco a dargli la sufficienza perché alla fine il rigore determina il risultato in un modo o nell'altro, quindi per me 5,5, se fosse stato Meret lo avrebbero fatto nero. Comunque, Di Lorenzo do 6-, mi è piaciuto in fase di difesa, mi è piaciuto anche quando si è proposto. Il meno, che vedrete molto spesso in tutti i voti, è per l'occasione fallita. Anche lui ha avuto un'occasione clamorosa, tira col sinistro che non è il suo piede, la tira su Andanovic, quindi questa è un'occasione fallita. Manolas 7, Manolas imperioso quando i due attaccanti più forti della Serie A, probabilmente tra i più forti, non toccano palle, non sono mai pericolosi, non creano mai nulla. Manolas merita un voto alto. 6,5 Koulibaly, perché ragazzi Koulibaly a differenza di Manolas fa un mini errorino e lo paga con mezzo voto in meno, però anche lui ha fatto delle cose su Lukaku, cioè merita quasi il 7 o forse anche qualcosina in più per quello che ha fatto su Lukaku, però quell'errore è grave e Lautaro avrebbe potuto anche punirci nel primo tempo. Mario Rui 6, in una posizione inedita, ha fatto quello che ha potuto. Adesso vedremo dove Mario Rui in realtà si trovava a giocare. Bakayoko 6 di posizione, ha fatto da schermo e non ha permesso imbucate. 6 più a Demme, perché? Perché Demme mi dà la soddisfazione di vederlo anche mezzala in alcune fasi della partita molto particolari ed è una soddisfazione mia personale. È la domanda che ho fatto a Paolo Del Genio e stavolta ho avuto ragione io, che Gattuso lo vede così e vede Bakayoko centrale. Lozano è imprendibile, Lozano 6,5 perché Lozano si prende tutti i cartellini gialli che non danno gli arbitri, ma Lozano farebbe finire tutte le partite con noi con 2 o 3 uomini in più se gli arbitraggi funzionassero in un certo modo. Zielinski 6- perché anche lui ottima forma, buona proposizione, tunnel, strappi, tutto a posto. 6- perché non è stato decisivo sotto porta, anche lui ha avuto un paio di occasioni clamorose, non ha centrato la porta. Insigne si prende 7, meriterebbe anche di più per quanto mi riguarda, perché gioca in una posizione inedita, lo fa bene e lo spirito di sacrificio non lo soffre, dopodiché l'ingenuità di mandare a quel paese l'arbitro lo fa scendere di voto, altrimenti per me era 8 a salire, poi dipende dal risultato finale, ma comunque Insigne fa tutto quello che devi fare, proposizione, sacrificio e anche proposta in avanti, perché è arrivato alla conclusione. Un Insigne perfetto che viene bloccato da un arbitro permaloso, vaffanculo, va punito con l'espulsione, benissimo, finiamo tutte le partite in 2 contro 3, 3 contro 4, perché altrimenti o lo fate sempre o non lo fate mai, non ci posso credere. E Petagna che subentra a Mertens, che mi sembrava anche in palla, 6- perché anche lui si danna, lotta,
tiene impegnati gli attaccanti, i difensori avversari, 6 meno perché anche lui prende il palo, si gira bene, si gira in maniera anche veloce, ma purtroppo prende il palo e non buca Handanovic. Ora detto, entra anche una menzione anche a Politano che entra molto bene, anche lui un 6+ secondo me, e Gattuso si prende 8 per quanto mi riguarda. Vediamo un attimo come il Napoli era schierato in fase di impostazione, ed è presto detto: Mario Rui era qui, Koulibaly qui, Manolas qui, Di Lorenzo qui. Il Napoli costruiva a 3, signori e signori, con un Insigne in questa zona quasi da terzino sinistro e con Bakayoko e Demme qui. Quindi praticamente a tutti gli effetti la costruzione del Napoli era un 3-3-4, con Lozano qui pronto a tagliare e a creare scompiglio da quella parte, Petagna a fare rottura, Zielinski di raccordo e Mario Rui qui a tenere bloccato Darmian. Una roba bellissima, bellissima. Questa era la situazione in fase di possesso. Una roba nuova, una roba che potrebbe anche essere folle, ma funzionava perché siamo stati pericolosi più e più volte e li abbiamo messi in seria difficoltà. Quando poi il Napoli per caso perdeva palla, succedeva questo, come al solito: Zielinski e Petagna nel primo pressing, quindi era un 4-4-2 a tutti gli effetti, Mario Rui tornava terzino, Insigne rimaneva qui e c'era un piccolo scivolamento di Bakayoko e Demme da questa parte, ed ecco che rivediamo il 4-4-2 in fase di non possesso, 4-2-3-1 come volete chiamarlo, ma in fase di non possesso è esattamente questa qui la situazione, perché Zielinski era più avanzato, non era la mezzala questa volta, che invece succede quando c'è Fabian. Detto questo, da New York, Valerio Fluido è tutto. Se questo non è approfondimento tattico, io non so più cosa dirvi. Lasciate i vostri commenti, io vi ringrazio, la live che abbiamo fatto è stata bellissima, perché voi avete detto la vostra, tutte le opinioni sono giuste ragazze, ma ragazze... amore, ma questa partita qui persa, io sono più contento delle partite vinte con la Sampdoria, primo tempo buttato, i rumori fuori dalla finestra, e alla partita pareggiata con la Real Sociedad c'era qualcosa da dire? Ieri sera no, ieri sera al limite della perfezione. La perfezione si ottiene quando quelle occasioni le metti dentro e ribalti una partita anche distrutta da un arbitraggio scandalosissimo, e non aggiungo altro. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solito, non mi ricordo.